Code lungo l'autostrada A4 dopo la chiusura nella notte del tratto Latisana-Portogruaro in direzione Venezia, per consentire urgenti lavori di rifacimento dell'asfalto in seguito a una spaccatura che si è verificata dove si stanno svolgendo i lavori per la terza corsia. Si è trattato di un avvallamento del manto stradale di circa 10 centimetri che ha interessato poco meno di 20 metri della corsia di marcia, fanno sapere da Autovie Venete. Le ulteriori indagini avviate immediatamente dopo aver riscontrato il problema hanno indotto a intervenire per garantire l'incolumità dell'utenza autostradale, ha dichiarato il direttore dei lavori del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia. In questi giorni, infatti, si sta lavorando alla fase 2 del cantiere, all'ampliamento della carreggiata in direzione Venezia. In prossimità dei sottopassi che devono essere demoliti e ricostruiti, vanno infisse nel terreno delle lastre d'acciaio, che nel caso della scorsa notte erano lunghe 12 metri, per poter da un lato sostenere l'asse autostradale, dall'altro scavare e realizzare successivamente i manufatti. Con le vibrazioni il cumulo di terra si è ulteriormente compattato, creando dunque un vuoto sotto l'asfalto, da qui l'avvallamento. L'intervento di ripristino è durato 10 ore. Autovie informa che dalle 22 di oggi alle 4 di domani sarà chiuso il tratto autostradale in direzione Venezia per consentire ai tecnici di effettuare in via precauzionale approfondite analisi del terreno e della sede stradale.